Venerdì 16 marzo al Tempio Canoviano di Possagno si è tenuta la celebrazione in memoria di padre Basilio Martinelli, il servizio di Elisa Borri. A 50 anni dalla morte e dalla nascita al cielo del servo di Dio viene ricordato padre Basilio Martinelli, sacerdote ed educatore dell'Istituto Cavanis. Originario di Calceranica, ha insegnato presso l'istituto per più di 50 anni, lasciando un segno indistinguibile nella scuola di carità. Un padre semplice, buono. Io sono stato l'ultimo allievo degli anni 50, mi ha insegnato religione e latino. Un padre paziente, e mi sembrava che il suo atteggiamento speciale era quello di calarsi proprio sulla persona del bambino e quindi di dargli massima confidenza, e nello stesso tempo anche cercava di avere da lui la generosità nello studio e l'amore allo studio. La sua presenza e il suo insegnamento sono tuttora presenti nella comunità, che lo considera un punto di riferimento e lo ricorda con affetto. Padre Basilio è la testimonianza vivente di quello che il Cavanis è e di quello che significa. Per questo sentiamo ancora molto la sua presenza, il suo insegnamento e la sua testimonianza. È una scuola che si mette obiettivi e mete impegnative, alle quali deve far arrivare i bambini e i ragazzi con attenzione alla loro personalità, educando e crescendo la loro libertà. Durante la celebrazione di padre Alvise Bellinato è stata ricordata la grandezza di quest'uomo, che nel 2010 è stato dichiarato venerabile da Papa Benedetto XVI. Venerabile è il titolo con cui viene definito un cristiano che si sta avviando ad essere venerato poi sugli altari come beato e come santo. Cosa manca ora? Mancano 2 miracoli. Il primo miracolo, se verrà riconosciuto dalla Commissione Medica della Santa Sede, lo farà diventare beato, e l'eventuale secondo miracolo santo. Il suo tesoro, le sue memorie e i suoi pensieri sono stati racchiusi in 5 volumi, che sono stati studiati e tradotti in varie lingue e che sono il patrimonio della pedagogia cristiana. Alla cerimonia in suo ricordo hanno presenziato non solo gli alunni e gli insegnanti dell'istituto, ma anche i rappresentanti delle comunità di fedeli di Possagno e Calceranica. La comunità di Padri Cavanis, la congregazione di Padri Cavanis è parte integrante del territorio, per cui sicuramente la nostra comunità in queste occasioni si sente molto vicina ai Padri Cavanis e molto vicina anche a Calceranica e al lago, in una sorta di gemellaggio con al centro Padre Basilio. Calceranica ovviamente è orgogliosa di aver dato i natali al nostro Padre Basilio, che il sindaco De Paoli, come ben segnalava, è una figura che ci accomuna, è una persona per la quale tutti i miei concittadini hanno una devozione particolare. E nella congregazione della scuola di carità non solo formazione e religione, ma anche uno studio continuo e ricercato degli insegnamenti dei padri Cavanis. Non è stato facile attualizzare la pedagogia dei Cavanis, perché scritta in un linguaggio veneziano e italiano dei primi dell'Ottocento, con termini, parole, ma soprattutto con contenuti. Basti pensare alla gratuità con cui insegnavano i padri Cavanis all'origine, con contenuti che fanno fatica a essere compresi soprattutto dai ragazzi di oggi. Il volume Pedagogia dei Fondatori, contenente concetti e linguaggi dei padri Cavanis, sarà diffuso entro un anno nelle librerie. E chi ci incontrerà siamo i